la forza del Veneto sicuramente avrebbe meritato una maggiore presenza, questo è fuori discussione, ma non c'è dubbio che Zanonato, Giorgetti e io faremo di tutto per rappresentare al meglio la nostra regione, che ha bisogno, secondo me, a questo punto di avere una piattaforma unica e condivisa. Diploma di ragioneria, impiego a Porto Marghera e poi una lunga esperienza nella CISLA. Per Paolo Baretta, nato a Venezia nel 1949, deputato del PD, è uno dei due sottosegretari veneti del governo Letta, nominati al Dicastero dell'Economia a sostegno del ministro Fabrizio Saccomanni. Nessuno si attende a miracoli, dice Baretta, che però indica già una possibile ricetta per fermare l'emorragia che sta dissanguando l'Italia. La proposta di partenza è quella di abbassare il cuneo fiscale. Oggi per ogni 100 euro che un lavoratore mette in tasca netti costa al suo datore di lavoro 220-230, se non di più, e quindi il risultato è che il lavoratore prende poco ma per l'imprenditore costa troppo. Intervenire sul cuneo fiscale significa dare respiro sia all'impresa che ai lavoratori. Gli imprenditori del nord-est avrebbero preferito un sottosegretario ai trasporti, se ne ritrovano due all'economia. Nessun problema, fa capire il governatore Luca Zaia, che invita Giorgetti e Baretta a far valere le istanze del Veneto, troppo spesso dimenticato. Guardi, con 170.000 disoccupati, 700 imprese che anche quest'anno hanno fatto le valigie, hanno abbassato le serrande e se ne sono andate in Carinzia, perdendo 13.000 posti di lavoro. Le tasse qui da noi sono al 68%, in Carinzia al 25%. Vorrei dire a chi vive di palazzi romani che questi sono i problemi reali. Il sindaco Giorgio Orsoni si dichiara fiducioso nel nuovo governo, al quale però rimprovera senza mezzi termini di essere partito con il piede sbagliato. Sulla questione IMU io ho sempre detto vorrei avere solo delle certezze, che mettano l'IMU, l'IMI, l'OMU, va benissimo, basta che dicano ai comuni di che cosa possono disporre.